Tracce di memoria è un'iniziativa che riesce a coniugare l'attività sportiva agonistica della nostra regione a un ricordo storico molto importante, cioè la ritirata della Russia dai nostri alpini. Questa è un'iniziativa patrocinata dalla Regione del Veneto che vede un gruppo di podisti fare a ritroso il ritorno dei nostri alpini dal fronte del Don. E sono iniziative molto importanti perché accadono in un periodo molto particolare per quei paesi. Sappiamo benissimo qual è la tensione che c'è tra la Russia e l'Ucraina, quindi i veneti che riescono a tracciare questi tratti di memoria ma anche di pace. In maniera simbolica a noi interessa riportare a casa tutti quelli che non ce l'hanno fatta a tornare a casa. Già è stato molto faticoso per chi è arrivato in Italia dopo molte traversie, difficoltà, sofferenze fisiche, ma più grande è stata la fatica e la sofferenza delle famiglie che sono rimaste in Italia senza notizie dei loro cari. Noi ci siamo resi conto di come sia stato importante nel corso di questi anni recuperare anche qualche semplicissima informazione, la banalissima piastrina di riconoscimento. Ecco, queste piccole cose hanno dato pace alle famiglie, hanno dato risposta agli interrogativi. Di fatto la risposta già ce l'avevano, sapevano che il loro caro, che il loro congiunto era morto o disperso, ma questo segno fisico ha dato una sorta di tranquillità. E il farlo a piedi per noi ha questo valore, cioè simbolicamente riportare a casa tutti quelli che non ce l'hanno fatta. Sono 16 persone che compiranno questa impresa. Partiremo da Rochos con tutte quante le tappe che sono già sulla carta prefissate e arriveremo a Monteberico il giorno 19. Ecco, consapevoli che durante il percorso troveremo sicuramente delle difficoltà sia per quanto riguarda il tempo e dopo anche per quanto riguarda le difficoltà fisiche, insomma, ecco. Comunque cercheremo di onorare al meglio questo impegno che ci siamo presi e sapendo di fare una cosa che non è di tutti i giorni. L'impresa pensata da Stefano Frugani e William Rabito è un'impresa che mi spingo a definire eroica per la portata e la capacità organizzativa che hanno messo in campo appunto per commemorare questo 75esimo anniversario della ritirata di Russia. Un evento che sicuramente appartiene agli affetti e ai ricordi di moltissime famiglie anche vicentine e venete e che con questa iniziativa importante che vede anche tanti altri comuni coinvolti viene messa in atto per ricordare questi caduti e soprattutto i dispersi. Stefano e William affronteranno con la loro comitiva importanti ostacoli, ma credo che la loro passione, la loro voglia di fare e la capacità organizzativa che hanno saputo mettere in campo anche con il contributo importante, determinante direi, della Regione del Veneto, sapranno portare a compimento il risultato con grande successo. Li aspettiamo tutti il 19 agosto a Monteberico al Piazzale della Vittoria nel pomeriggio.